buonasera, grazie di essere venuti a questa che, contrariamente a quello che ha detto Missi, non è una conferenza. Io non sono un conferenziere, non sono un professore, sono solo un appassionato, quindi è più una conversazione. Il tema che Missi mi ha dato, ovviamente, è un tema talmente grande, talmente ampio, che per trattarlo dovremmo stare qui delle ore. E quindi io ho fatto delle scelte. Del resto qualcuno ha scritto che la letteratura, la storia dell'arte, la storia della filosofia è come andare a visitare un cimitero scegliendo le tombe delle persone che sono più care. E quindi io ho scelto gli artisti che secondo me più di altri rappresentano questo periodo storico. Voi sapete che io sono un appassionato di letteratura inglese, quindi la maggior parte dei miei riferimenti saranno rivolti alla letteratura inglese, ma ogni tanto parlerò anche di altri poeti. Io farò, naturalmente, visto il tempo a disposizione, parlerò molto velocemente e mi scuso se non farò gli approfondimenti che forse sarebbe giusto fare, ma spero di suscitare l'interesse vostro per questi argomenti e augurandomi che se qualcuno volesse poi approfondirli magari ne parliamo a parte. Io dividerò il mio intervento in due parti. La prima parte sarà una parte introduttiva in cui parlerò il più brevemente possibile del romanticismo, del mito e del sublime, per poi passare a mostrarvi come alcuni artisti del periodo romantico hanno interpretato questi due concetti, il mito e il sublime. Allora, io penso che tutti sappiate cosa sia il romanticismo, che non sono due innamorati che si baciano ai raggi della luna, questa è un'altra cosa. Il romanticismo è stato questo grande movimento culturale, letterario, filosofico e anche politico che è sorto verso la fine del Settecento. Come reazione, se volete, alla cultura dominante di quel periodo. Voi sapete, il Settecento è stato il periodo dell'illuminismo, con Voltaire, Diderot, D'Alembert, la loro enciclopedia, dove la ragione e la scienza dominavano, no? La ragione e la scienza dominavano e il mondo, l'universo era visto più o meno come un meccanismo che funzionava benissimo, a cui la scienza era in grado di dare delle risposte, tutte le risposte possibili. Ma in realtà non era così. Tant'è che sotto questo apparente come dire, funzionamento perfetto di questo meccanismo, a scapito anche della religione, ma di cui non abbiamo tempo di parlare, si creò il germe del romanticismo, cioè la necessità di considerare, questo è stato il grande messaggio del romanticismo, la società, il mondo, l'universo non come un meccanismo ma come un organismo imperfetto, un organismo che vive di una vita propria, che non è sempre lo stesso, che cambia, che si modifica anche con il comportamento degli uomini. Questo fatto esplose naturalmente con la rivoluzione francese del 1789, ma non fu l'unica rivoluzione, ce ne furono delle altre. Ma come dice un grande pensatore lettone, poi naturalizzato inglese, Isaiah Berlin, io ritengo che la rivoluzione romantica sia stata la più profonda e duratura trasformazione avvenuta nella vita del mondo occidentale. Il romanticismo è stato il maggior cambiamento della coscienza in Occidente, almeno durante il nostro tempo. Dio non è un matematico né un fisico, ma un poeta. Ecco, questa è l'essenza del romanticismo. Questo bellissimo libro di Isaiah Berlin, che si dice Le radici del romanticismo, chi fosse interessato consiglio di leggerlo perché è veramente interessante. Isaiah Berlin parla della rivoluzione romantica, perché il periodo in cui, in cui nacque il romanticismo fu un periodo turbolento, quasi come quello di oggi, diciamo, sia pure con le dovute proporzioni. Un periodo turbolento perché
separa, diciamo, l'illuminismo dall'Ottocento. Io qui ho dato due date, il 1370 e il 1830, ma le date sono poco significative. Come tutti i termini riferiti ai periodi artistici, il romanticismo piuttosto che il Medioevo, il Barocco, non è che abbiano una data di inizio e una data di fine, ma è giusto per inquadrare un po' il periodo. 1770 è l'anno in cui le colonie americane cominciano a ribellarsi contro il Regno Unito, per poi raggiungere l'autonomia con il Trattato di Versailles del 1775. Quindi la rivoluzione francese, la rivoluzione americana, la rivoluzione industriale che nasce in Inghilterra nel 1760 e che porterà grandissimi cambiamenti sociali nella vita delle persone, perché molti contadini abbandonarono le campagne per andare a lavorare nelle industrie in condizioni miserevoli, come racconta Dickens nei suoi famosi romanzi, e quindi ebbero un impatto notevole e i romantici naturalmente ne conclusero, ne fecero molte cose. Poi ci furono le guerre napoleoniche naturalmente, quindi tutta l'epopea napoleonica che interessò tutta l'Europa, ed è interessante notare che in quel periodo e poi anche nell'Ottocento, in questo periodo alcuni stati europei cambiarono. La Francia passò dalla monarchia all'impero napoleonico, poi di nuovo alla monarchia, poi alla repubblica. L'Italia trovò la sua unità, no? Nel 1860. L'unico paese che rimase inalterato fu l'Inghilterra. No? La monarchia inglese nata con Guglielmo il Conquistatore negli anni 1000 è ancora oggi lì e non è cambiato niente. Ma l'Inghilterra a quel tempo aveva paura che il germe della rivoluzione francese, che tanto aveva entusiasmato i giovani che invocavano la libertà di pensiero, di opinione, eccetera, potesse trasferirsi anche in Inghilterra. E sotto il governo inglese di Pitt adottò misure restrittive molto, molto severe, addirittura abolì l'habeas corpus per un certo periodo di tempo perché aveva paura che ci fosse un contagio della rivoluzione francese in Inghilterra. E qui ci sono poi degli episodi divertenti, perché anche i poeti, durante la rivoluzione francese, molti giovani andarono a Parigi. Uno di questi fu Wordsworth, il grande poeta inglese che è considerato un po' il padre del romanticismo. Giovanissimo, andò a Parigi per vedere da vicino e si entusiasmò. E addirittura nel suo Prelude, che è la sua, diciamo, autobiografia poetica, lui scrive: felicità fu di vivere in quell'alba ed essere giovani un vero paradiso. Cioè c'era questo sentimento, c'era questa speranza di una nuova libertà, di una nuova modo, di un futuro diverso da quello del passato. Quindi ecco, una cosa però importante sottolineare. In questo periodo, nel romanticismo, normalmente gli artisti che lavorarono in questo periodo e che si chiamano romantici, che non erano tutti gli artisti di quel periodo, perché ci sono stati alcuni artisti di quel periodo che hanno prodotto delle opere eccellenti, come Jane Austen, che nonostante quello che tutti pensano non è una scrittrice romantica. Ecco, però non si può identificare uno stile romantico, perché ogni artista interpretò in modo autonomo lo spirito del periodo. Per cui c'è stato un famoso studioso americano, Lovejoy, che ha fatto tutto un lungo studio sul romanticismo e alla fine, quasi sull'orlo dell'esaurimento nervoso, ha scritto un saggio che comincia dicendo: il romanticismo non può essere definito. Quello che però fu definito fu quello che questo giovane critico, giovane allora, William Hazlitt, uno dei protagonisti del romanticismo letterario inglese, scrisse in questo saggio lo spirito del tempo. E poi lui elenca tutti i vari romantici del periodo in cui illustra per ciascuno di loro
le loro caratteristiche. Poi vedremo un attimo meglio, se abbiamo tempo, in che cosa consiste questo spirito del tempo. Un'altra cosa da sfatare è che il fatto, la convinzione che i romantici, gli artisti romantici siano scapigliati senza cravatta, col colletto aperto, che guardano la luna e che sognano le loro cose. Non è così. Pensate che Byron era lord, aveva ereditato il titolo di lord da uno zio e frequentò, anche se per pochissimo tempo, la Camera dei Lord a Londra e fece delle proposte di legge in favore dei poveri, per abolire per ridurre la povertà e in favore delle classi sociali meno importanti. E lo stesso Wordsworth nel suo diario scrive: sebbene io sia conosciuto come poeta, io dedico 12 ore della mia giornata a pensare alle condizioni e alle prospettive della società contro una sola ora dedicata alla poesia. E Shelley, il grande poeta, quello il mio favorito fra i vari romantici, da giovane scrisse dei libelli che andò a Dublino a distribuire perché a quel tempo l'Irlanda era una colonia inglese, dicendo agli irlandesi: ribellatevi, andate contro, dovete essere autonomi. Quindi ci fu questo spirito in qualche modo di consapevolezza del fatto che gli artisti romantici non erano avulsi dalla società, ma vivevano nella società, si preoccupavano di quei problemi. Naturalmente poi un'altra caratteristica fu che molti di questi artisti morirono giovani, e quelli che non morivano giovani nel periodo della loro vecchiaia non erano più romantici, cambiarono, diventarono convenzionali. Pensate che Wordsworth alla fine era stato nominato distributore di francobolli, cioè lui aveva l'agenzia con cui distribuiva i francobolli. Bene, come voi sapete, adesso ripeto, io la faccio breve per chi volesse approfondire. Nel mio libro parlo di più a lungo della storia, un po' del romanticismo, ma credo che sia inutile adesso andare a approfondire questi aspetti. L'importante, ci tenevo a dire questo, e un'ultima cosa che volevo dire è che alcuni critici dicono che il romanticismo è l'antitesi del classicismo. Non è vero, anzi Shelley diceva, nella prefazione a un suo poema, a un suo dramma intitolato Hellas, Shelley scrive: noi siamo tutti greci, le nostre leggi, la nostra letteratura, la nostra religione, la nostra arte hanno le loro radici in Grecia. Quindi loro non erano anticlassicisti, erano antineoclassicisti, che era quella copiatura, scopiazzatura del classicismo fatta proprio durante il periodo dell'illuminismo. Londra è piena di palazzi con le colonne greche, no? che non significano niente. Ma in che cosa consisteva questo spirito del periodo di cui parla? Non abbiamo il tempo di parlarne brevemente. L'amore per la natura, diciamo la contestazione della borghesia emergente che faceva i soldi, si preoccupava di fare i soldi e non si preoccupava della cultura. L'aspetto della rovina del panorama della campagna inglese, perché arrivavano questi capannoni delle industrie che invadevano quelle che prima erano le verdi campagne inglesi e così via. Ma soprattutto due cose erano importanti nello spirito romantico, cioè la trasmissione delle emozioni e l'immaginazione. L'immaginazione intesa non come fuga dalla realtà, ma come strumento per ideare, per concepire un mondo diverso, che poi loro trasmettevano tramite le loro opere. Come diceva prima Isaiah Berlin, Dio non è un matematico né un fisico, ma è un poeta, cioè è un artista. Un grande studioso americano, Abrams, in un suo bellissimo libro che si chiama Lo specchio e la lampada, scrive: la mente del romantico non agisce soltanto come mera superficie riflettente, che era l'affermazione di Aristotele, no? L'arte è la copiatura della natura, la mimesi, la copiatura della natura. Abraham dice no, la mente non agisce soltanto come mera superficie riflettente, ma come una sorgente attiva di luce che, illuminando l'oggetto osservato, conferisce allo stesso una diversa fisionomia.
cioè il romantico quando guarda qualcosa la interpreta, e vedremo che Turner sarà uno dei grandi pittori del romanticismo inglese, farà proprio sua questa affermazione. Bene, chiudiamo il capitolo del romanticismo, ho già parlato troppo, parliamo un attimo del mito. Il mito, sapete tutti cos'è, come ho detto prima, la cultura classica greca lasciò una profonda traccia su tutta la cultura occidentale e i romantici si basarono su quella cultura per cercare di fare di meglio rispetto a quella cultura. Ma il mito che cos'è? Il mitos è storia. Legein raccontare, quindi la mitologia è il racconto di una storia. La storia non esiste se non viene raccontata. Tutti gli eroi che noi conosciamo, Omero, Achille, Odisseo e tutti gli altri, se non ci fosse stato Omero a raccontarceli, per noi non sarebbero eroi. Quindi ecco l'importanza della letteratura per la trasmissione del mito. Ed è proprio Omero a dircelo. A un certo punto nell'Iliade Ettore va nelle stanze di Paride a convincerlo a combattere contro Menelao in un duello tu per tu. Ed Elena gli dice: a noi gli dei hanno riservato un destino malvagio, poiché saremo argomento dei poeti per le generazioni a venire. Cioè Omero dice: io vi racconto una storia che ricorderete per le generazioni a venire. Ecco la trasmissione del mito. Ora, ma il mito non è soltanto un racconto, perché adesso io non voglio farvi una lezione sul mito che sarebbe troppo lungo, ma il mito nasce da delle storie, nasce dalla curiosità degli uomini primitivi per cercare di dare una spiegazione a qualcosa che loro non capivano. E uno dei grandi divulgatori del mito è stato Giambattista Vico nel suo La scienza nuova del 1729, in cui lui racconta come nasce il mito, e io ve lo risparmio naturalmente. E il mondo moderno sembra aver dimenticato però i miti. Il mondo in cui noi viviamo oggi è un mondo tecnologico, anche troppo, no? Ed è pericoloso, perché la tecnologia che era nata per aiutare l'uomo adesso sembra che l'uomo diventi schiavo della tecnologia. Ma ogni tanto però c'è qualche riflusso del mito. Se voi pensate a un libro, Il Signore degli Anelli di Tolkien, 150 milioni di copie vendute, oppure alle Cronache di Narnia di Lewis, 130 milioni di copie vendute, film, documentari televisivi e quant'altro. Che cosa sono? Sono la creazione di miti, di un mondo diverso da quello reale, a cui forse uno spera di poter partecipare. Ma chi erano gli autori? Tolkien e Lewis erano due professori di letteratura inglese all'Università di Oxford, che si riunivano in un pub il martedì a colazione, a cena, adesso non mi ricordo, e parlavano insieme ad altri. Questa associazione, come fanno le università inglesi, di studenti che si riuniscono, parlano fra di loro, che si chiamava gli Inklings, e parlavano, e gli venne questa idea di raccontare con la loro fantasia, con la loro immaginazione, il secolo scorso. E in questi giorni è partita la produzione di un film con un budget di 250 milioni di dollari, girato da un famoso regista, sull'Odissea. Quindi, tutto sommato, il mito non ci ha lasciato. Bene, chiudo questa parte del mito per citare una frase che a me colpisce tanto per la sua attualità. Nel 1922 Joyce scrive Ulisse, questo capolavoro del modernismo. Viene fatta una recensione da un altro grande letterato, T.S. Eliot, che scriverà: nell'usare il mito, nel manipolare un continuo parallelismo tra il mondo contemporaneo e il mondo antico, Joyce sta seguendo un metodo che altri devono seguire dopo di lui. È un modo di controllare, ordinare, dare forma e significato all'immenso panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea. Sembra oggi.
invece del metodo narrativo noi possiamo ora usare il metodo mitico, 1922. Bene, prima di parlare del sublime, un'ultima osservazione. Io parlerò, adesso che passiamo poi alla presentazione degli artisti, sia di dipinti sia di letteratura e in particolare di poesia, perché nel romanticismo la poesia, diciamo, che domina sul romanzo. Ma poesia e pittura ecco, Sallusto diceva, parlando sempre del mito, queste cose non avvennero mai, ma esistono sempre. E più recentemente il grande Fernando Pessoa dice: il mito è il nulla che è tutto. Simonide, 500 anni avanti Cristo, diceva: la poesia è un quadro parlante e il dipinto è una poesia silenziosa, cioè è un modo di raccontare con tecniche diverse. Ma lo stesso Wordsworth, nella prefazione di un suo libro di poesie, dice: ci piace tracciare la somiglianza tra poesia e pittura e di conseguenza le chiamiamo sorelle. Cioè dà quasi una corporatura fisica a questi due aspetti dell'arte. E infine Turner, il grande pittore di cui parlerò a lungo dopo, del romanticismo inglese, che voleva essere anche poeta, ha scritto delle poesie che poi ogni tanto lui attaccava ai quadri o li metteva nel libro di presentazione, poesie brutte peraltro, però lui scrive: la pittura e la poesia sgorgono dalla stessa fonte, migliorando, esaltando e riflettendo reciprocamente la loro bellezza come specchi. Ecco quindi che per riepilogare questo discorso abbiamo il mito, che è il racconto, che viene tramandato attraverso la pittura o attraverso la letteratura. Ma non basta raccontare, perché il racconto può essere anche noioso. È necessario che ci sia un altro elemento, il sublime, cioè l'emozione. E allora vorrei parlare 10 minuti del sublime. Mi vergogno un po' perché in sala c'è un professore esperto di sublime che mi mette un po' in imbarazzo. Comunque, che cos'è il sublime? Se domandasse a ciascuno di voi cos'è il sublime, avrei risposte diverse da ciascuno di voi. Bene, il sublime ha una storia antica come quella della filosofia, già Platone ne parlava, ma il primo libro che è giunto fino a noi, il primo volume che è giunto fino a noi del sublime, è stato scritto, sembrerebbe, intorno al I secolo d.C., da un filosofo che era alla corte della regina Zenobia. La regina Zenobia era questa regina che stava a Palmira, che dominava un grande impero che si estendeva fino all'Egitto, che poi venne invaso dai Romani, le venne uccisa, eccetera. E questo trattato del sublime, scritto da qualcuno che si dice si chiamasse Longino o Longhino, non so come si pronunci, ma che non si sa se sia stato proprio lui a scriverlo. Quindi diciamo che sia stato lui. Ma che cos'è questo libro? Questo libro è un libro di critica letteraria. Lui fa un'analisi di tutta la letteratura greca fino a quel momento e ne esalta quei momenti, quei passaggi che elevano l'animo, perché sublime, lime è la parte più alta della soglia, quindi un momento di passaggio da una fase all'altra senza farlo. Cita molti esempi, io ve ne risparmio, ne do uno solo. E lui scrive: il sublime è un eco dell'alto sentire, cioè ti porta l'animo in alto. Poi vedremo che questo significato del sublime cambierà nel tempo, è cambiato anche poi nei tempi più recenti. Io mi fermo al romanticismo. E porto un esempio che io trovo straordinario. È l'esempio che ne porta tanti, una poesia di Saffo bellissima, pezzi dell'Iliade, ma questo dell'Iliade è interessante perché a un certo punto, come sapete, se vi ricordate, Odisseo va da Circe
E Circe poi gli dice: tu devi andare agli inferi a parlare con Tiresia. Tiresia è l'indovino cieco. Lui ti dirà qual è il tuo futuro. Allora egli spiega come deve fare per andare negli inferi. Lui va negli inferi, incontra la madre, incontra Achille, tutti gli eroi morti durante la guerra di Troia. E ne trova uno, Aiace, che era un grandissimo combattente, suo amico. Ma si litigarono perché a un certo momento, dopo la morte di Achille, doveva essere deciso a chi dovessero andare le armi di Achille. E i contendenti erano Odisseo e Aiace. E nonostante che Aiace fosse un combattente più bravo di Odisseo, le armi andarono a Odisseo. Da quel momento Aiace ruppe questa amicizia. E quando negli inferi Odisseo trova Aiace, cerca di avvicinarlo e rivolgergli la parola. Aveva parlato con Achille poco prima, ma Aiace lo guarda e non risponde, si gira. E Omero scrive: dicevo così, ma nulla rispose, fuggì via nell'erebo tra le altre ombre dei travolti da morte. Ecco, questa immagine di questo fantasma che non parla, che ricorda la vecchia inimicizia e che poi si allontana in mezzo alle ombre della morte. Ecco l'esempio del sublime. Ma parliamo adesso di tempi più recenti. Un filosofo, questo trattato del sublime sparì, poi riapparve più o meno verso il 1600, venne tradotto da un francese, Boileau, e poi anche da inglesi, eccetera, e divenne un argomento interessante per molti filosofi, ne parlarono in tantissimi. Ma uno di quelli che naturalmente fu più attento a questo discorso fu questo filosofo inglese Edmund Burke, che giovanissimo, mi sembra che avesse 27 anni quando scrisse questo saggio, indagine sull'origine delle nostre idee di sublime e del bello. Attenzione, qui lui già fa un cambiamento, perché lui non parla più di letteratura, ma parla di estetica, il bello e il sublime, a cui poi dopo qualcun altro aggiungerà anche vabbè, poi mi verrà in mente. Bene, cosa dice Burke in questo suo testo? Il sublime risiede negli oggetti grandi e terribili. Quindi risiede dove? Nelle montagne, nei picchi nevosi, negli oceani, nelle profondità. Ed è legato ad un'intensa sensazione di terrore, dolore e stupore. Il bello invece si concentra su ciò che è piccolo e piacevole, si rivolge soprattutto agli affetti domestici, all'amore, alla tenerezza e alla pietà. Con il sublime noi ci sottomettiamo a ciò che ammiriamo, mentre con il bello noi amiamo ciò che si sottomette a noi. Ecco che lui fa questa distinzione, in cui comincia a divulgare il principio che il bello è una cosa, il sublime è una cosa che fa paura ma che attrae, purché noi siamo a una certa distanza di sicurezza da quel fenomeno che avviene. E poi ancora aggiunge: a differenza del bello che ci spinge ad amare qualcosa al di là del nostro interesse personale, il sublime ci spinge ad ammirare qualcosa così tanto da agire sfidando qualsiasi interesse. Questa frase la riprenderemo alla fine, perché c'è un caso particolare che mi piace illustrarvi. Quindi lui dà una dimensione estetica al sublime, non c'è più quel sublime retorico, letterario di cui parlava Longhino, è diventato una parte dell'estetica. E poi ancora aggiunge: la passione creata dal grandioso o dal sublime in natura, quando queste cause operano in modo potente, è lo stupore. Di fronte al sublime noi ci stupiamo. E lo stupore è quello stato dell'animo in cui tutti i suoi movimenti sono sospesi con qualche grado di orrore.
Quando noi guardiamo questo quadro, vediamo questo paesaggio, questa valanga sulle Alpi, questo è una presentazione del sublime, un qualcosa di pauroso che però ci attrae. Quando noi guardiamo un panorama fiorito del giardino, quello è bello, non è sublime. Ma se dalla nostra finestra vediamo un temporale con i fulmini che scatenano i tuoni e fulmini, quello è una manifestazione del sublime. Il problema qual è? Qui Burke parla dello stupore. Molti anni dopo, Umberto Eco, in un suo articolo chiamato La fine dello stupore, cioè noi oggi non siamo più in grado di stupirci. Assistiamo indifferentemente alle cose più terribili del mondo e poi giriamo pagina, cambiamo canale, leggiamo un'altra cosa. Noi non abbiamo perso questa capacità di stupirci e questo purtroppo è un difetto nel nostro periodo. Qualche decennio dopo, Kant, un altro grande filosofo, parla anche lui del sublime e in molte delle sue opere. Adesso Kant è molto difficile, io non è che lo sappia tanto bene, ma Kant cambia ancora qualcosa, perché mentre Burke diceva la visione di quell'oggetto è sublime o di quel fenomeno è sublime, Kant dice una cosa leggermente diversa. Perché Kant dice la bellezza in natura ha a che fare con la forma dell'oggetto, che consiste nei suoi contorni. Il sublime, d'altro canto, si trova in un oggetto senza forma e la sua totalità è presente nel pensiero. E poi aggiunge, è un po' una ripetizione in parole diverse, per il bello in natura noi dobbiamo cercare un terreno esterno a noi stessi, ma il sublime dobbiamo guardare soltanto dentro di noi, nella mente del soggetto giudicante e non nell'oggetto della natura che provoca quell'atteggiamento. Il sublime non è nell'oggetto, il sublime è l'emozione che sentiamo dentro di noi. Qualcosa può essere sublime per qualcuno di voi e non per me, o può essere sublime per me e non per qualcuno di voi. Il sublime è un'emozione che sta dentro di noi. L'oggetto serve solo a risvegliare quell'emozione. Faccio alcuni esempi molto veloci di questa carrellata prima di passare. Il bello è Elena di Troia, no? Una donna bellissima in questo quadro, ma ce ne sono tante. Il sublime è Cuba, una donna vecchia, una donna distrutta dal dolore, ha perso tutti i figli, ha perso i nipoti massacrati dai greci, e nelle Troiane di Eschilo dice qualche cosa accadrà, motivo a chi piange d'un canto di pianto, che non imbrividisce il mio cuore così, né si turba così, io sono morta prima di morire. Ecco il sublime. Il bello, Amore e Psiche del Canova al Louvre, bellissima statua, bella. Il bacio di Rodin, sublime, quasi non finito. L'amore è bello, l'erotismo è sublime. Questo quadro di Raffaello, la Madonna del Cardellino, bellissimo. Un quadro stupendo, un panorama meraviglioso. La creazione dell'uomo nella Cappella Sistina è sublime. Quel momento in cui appare l'uomo, Dio crea l'uomo. Prima non c'era, poi c'è. E infatti tra gli esempi che fa Longhino nel suo libro dice: e Dio disse, creò la luce e la luce fu. Per quello è il momento sublime, il Big Bang. Immaginate per un attimo di essere presenti al Big Bang. Quello è un atto del sublime. Bene, come dicevo prima, il sublime naturalmente è un sentimento che si ha guardando, come diceva Burke e poi anche Kant, qualcosa che è al di fuori delle nostre possibilità, un picco, una montagna. Questa è una visione di un ghiacciaio vicino a Chamonix.
e un poeta inglese, Shelley, che nel 1816, quando era a Ginevra insieme con Byron, fece un viaggio e andò, lui non salì in montagna, ma dalla valle guardò questa cosa e ne rimase così impressionato che scrisse una delle sue poesie forse più belle, intitolata Al Monte Bianco. E ve ne leggo solo un pezzettino. L'eterno universo delle cose fluisce attraverso la mente e fluttua in onde rapide, ora scure, ora scintillanti, ora riflettenti angoscia, ora dando splendore, dove da segreti sorgenti la fonte dei pensieri umani porta il suo tributo di acqua con un suono che è per metà il suo. E quando ti contempla è come se in sublime, strana ipnosi meditassi sulla mia stessa disgiunta fantasia, sulla mia umana mente che passiva ora rende, ora riceve rapidi impulsi, mantenendo uno scambio ininterrotto col limpido universo delle cose attorno. Il rapporto della mente con l'universo, ecco il contatto del sublime. Ma adesso andiamo avanti. Cominciamo allora, visto che il tempo è già volato, vi faccio vedere alcuni degli artisti romantici che hanno trattato questi temi. Il primo che vorrei farvi vedere è William Blake. William Blake è stato un pre-romantico più che altro. È stato un grande poeta, ma lui è stato anche pittore. In realtà lui all'inizio aveva cominciato facendo delle litografie, delle incisioni, poi un po' alla volta sviluppò la sua tecnica e ogni sua poesia faceva sempre dei disegni con cui li accompagnava, un po' anticipando quello che poi faranno i pre-raffaelliti. Ma di Blake voglio leggervi due righe che sono la sintesi poetica di quello che io considero possa essere una definizione del sublime. Perché lui dice: vedere il mondo in un granello di sabbia ed il paradiso in un fiore selvaggio, tenere l'infinito nel palmo di una mano e l'eternità in un'ora. 4 righe che ti danno subito l'idea di che cos'è il sublime. Poi Blake era un tipo un po' strano perché ha sempre vissuto a Londra, non si è mai mosso da Londra, viveva al centro di Londra, sposato, non aveva figli, amava andare nudo in giardino con la moglie, tanto che i ragazzini salivano sugli alberi per vedere questi 2 vecchietti che giravano nudi per il giardino, e molti dei suoi quadri, i suoi personaggi sono nudi. Uno dei suoi quadri più importanti, che io conosco bene perché è al Fitzwilliam Museo di Cambridge, che è un museo che io ho visitato tante volte, è La danza di Albione. Chi era Albione? Albione era uno dei giganti, perché nella mitologia inglese l'Inghilterra era abitata da giganti e Albione era uno di questi. E come vedete in questo quadro Albione è nudo, bianco, come tutti gli inglesi, pallido, però su uno sfondo dei colori dell'arcobaleno, in una posa che Blake ha copiato dall'uomo vitruviano. Questa non è la versione di Michelangelo, ma quella di questo architetto Scamozzi del 1615. Come vedete sono uguali. Ma a lui non interessava tanto la forma, gli interessava soprattutto mettere in evidenza la personalità, l'uomo, contro l'uomo bianco, contro questo sfondo colorato. Poi Blake si inventò tutta una sua mitologia, in parte copiata dalla Bibbia, distorta, e uno dei suoi personaggi più importanti è Urizen, che vedete qui è una sorta di creatore. Vedete qui col compasso che crea il mondo, dall'altra mano che si vede male c'è una bussola, ma Urizen è la sapienza, la scienza, che non è benevola, opprime. Ed ecco dall'altra parte Ark, che invece esce dalle fiamme della ribellione, che è il ribelle, è l'artista che si ribella alla ragione. E poi scrisse questo lunghissimo poema, Gerusalemme, no? E
libro, questo dice: I must create a system or be enslaved by another man's. I will not reason and compare. My business is to create. Io devo creare un sistema o essere succube di quello di un altro uomo. Io non devo ragionare o confrontare, il mio compito è creare. Ecco lo spirito romantico. Io non devo fare tanti ragionamenti, io devo creare. Il poeta, l'artista, il pittore è come Dio, crea, non ragiona, non deve dare conto al ragionamento. E poi in questo poema, tra l'altro, c'è adesso non stiamo a leggerlo, ma perché non abbiamo il tempo, questo che è diventato quasi un inno nazionale inglese che viene cantato sempre nelle manifestazioni. Questo è un altro quadro di Newton, come vedete nudo, e quasi lo prende in giro, perché innanzitutto non si capisce bene dove sia, è sott'acqua, perché sembrerebbe quasi immerso nell'acqua, che non si interessa dell'ambiente, guarda solamente quello che sta davanti a lui. Lui col compasso sta disegnando qualcosa su questa striscia di stoffa o di carta che esce dalla sua mente. Ecco il mito, ecco la rappresentazione della creazione. Bene, passiamo un po' a un altro grande pittore, Fosli. Questo era svizzero, era un pittore svizzero di Zurigo che a un certo momento lascia la Svizzera per una questione amorosa. Cioè lui era innamorato di una donna, la donna era innamorata di lui, ma la famiglia di lei non voleva questa unione, allora lui deluso va via e va in Inghilterra e poi diventerà anche cittadino inglese e il suo nome diventerà Fuseli. È stato un grande pittore. Appena arrivato a Londra, uno dei primi quadri che lui espose alla Royal Academy è stato questo, L'Incubo. L'Incubo in inglese Nightmare, che è un quadro che suscitò grande scalpore, che si vede questa donna illuminata che giace supina con sulla pancia un mostro che le pesa, e sullo sfondo, come vedete, c'è la testa di un cavallo che appare da dietro una tenda rossa. Allora qui lui gioca un po' sul nome, perché Nightmare, mare in inglese vuol dire cavalla di notte, perché nella mitologia inglese la cavalla era il simbolo dell'inquietezza, appunto dell'incubo. E il cavallo non è nemmeno tanto ben disegnato, lì con questi occhi spiritati. E la cosa interessante è questo gioco di luci e di ombre. La donna con questa camicia da notte bianca e sullo sfondo queste tende rosse, buie, cupe. E lì, ripeto, adesso non abbiamo il tempo di approfondirlo, ma c'è un segreto che non tutti sanno. Perché se uno va a vedere questo quadro, che adesso è a Detroit, in America, vede questo quadro, fa i suoi commenti, ma se lo gira, dietro c'è l'immagine della donna che lui amava, riprodotto dietro il quadro dell'incubo. Poi ha fatto tanti altri quadri, è stato molto prolifico. Questo per esempio è Odisseo in fronte a Scilla e Cariddi, come vedete una scena apocalittica, no? di grande effetto. Ecco, questo è un altro quadro invece molto interessante, perché è un quadro che, cioè non è un quadro, è una litografia che tra l'altro credo che sia in Italia questa, credo che sia a Roma se non sbaglio, in cui il titolo è L'artista oppresso dalle grandezze delle antiche rovine, cioè l'oppressione dell'artista moderno di fronte alla grande arte antica. E qui fa vedere questi pezzi, no, di statua. E allora questo mi ha ricordato una poesia sempre di Shelley che si chiama Ozymandias. Ozymandias è il nome greco di Ramsete II, il grande faraone, che Shelley scrisse dopo una visita al British Museum,
forse anche per fare una scommessa con un amico. E la poesia dice così: incontrai un viandante in una terra antica che disse: due enormi gambe di pietra senza tronco sergono nel deserto. Vicino a loro, sulla sabbia, mezzo affondato, un volto umano infranto giace, il cui cipiglio e le rugose labbra e il sogghigno di fredda autorità dicono che lo scultore lesse attentamente quelle passioni, che ancora sopravvivono, impresse su quelle cose inerte, alla mano che le plasmava e dal cuore che le alimentava. E sul piedistallo queste parole appaiono: il mio nome è Ozymandias, re dei re, guardate le mie opere, o voi potenti, e disperate. Null'altro resta. Intorno alle rovine di quel colossale rudere, spoglie sconfinate, le solitarie uniformi sabbie si estendono lontane. Ci sarebbe tanto da raccontare, ma qui mi soffermo su due punti. Primo, la scritta sul piedistallo: il mio nome è Ozymandias, re dei re, guardate le mie opere, o voi potenti e disperati, che ha un duplice significato. Voi potenti e disperati, perché sono così potente, no? Sono il Trump dell'epoca, e disperate. Ma c'è l'altro significato, che Ozymandias, quella statua, non esiste più. Tutti gli sforzi che voi fate per conquistare il potere, prima o poi, decadono. E la seconda cosa è questa immagine bellissima del sublime nel deserto. Le spoglie sconfinate, le solitarie uniformi sabbie si estendono lontane. Ecco un'immagine del sublime nel deserto. Vado veloce. Passiamo adesso ad un pittore francese, Géricault. Vi faccio vedere un'unica, la sua più importante opera, quella che è la zattera della Medusa al Louvre. Innanzitutto questo è un quadro enorme, è alto quasi 5 metri e lungo 7 metri. I personaggi che sono sullo sfondo sono a misura di uomo, quelli in primo piano sono il doppio, per cui l'osservatore che è vicino sembra quasi intimorito. E questo racconta un fatto vero. Adesso non mi ricordo più l'anno, 1700 e qualcosa, una fregata, un gruppo di navi francesi andava verso la Mauritania, che era una colonia francese, perché c'era stato un accordo di Parigi e gli inglesi dovevano andare via. Allora questa fregata della marina francese, più veloce delle altre, si stacca, va avanti, però era comandata da un ufficiale inesperto, per cui va a finire sugli scogli e naufraga. Aveva a bordo 400 persone. Alcuni muoiono nel naufragio, la maggior parte, gli ufficiali, il comandante, salgono sulle scialuppe, però non bastavano per tutti. Allora viene fatta una zattera lunga 100 metri e larga 4-5 metri, su cui salgono 100 persone, 100 marinai, e vengono abbandonati. All'inizio li trainavano, poi vengono abbandonati al loro destino. Rimangono 15 giorni. Si svolgono delle scene di cannibalismo perché non avevano niente da mangiare. E allora ecco che, vedete, c'è innanzitutto, ne riparliamo dopo, ecco, vedete l'espressione quasi fotografica, no? di questi personaggi che sono sulla zattera. Questo è un padre che abbraccia il figlio morto che non cada in mare. E probabilmente Géricault era appena tornato da Roma, dove aveva visto alla Cappella Sistina Michelangelo, che aveva fatto questa scena dove, vedete, ci sono molte somiglianze. E poi la struttura del quadro, una struttura piramidale. Ma c'è un particolare interessante. Gli uomini non guardano l'osservatore, tranne il padre, no? Che lì guardano dietro, si allontanano da noi. Perché in lontananza hanno visto una nave, c'è un puntino, non so se lo vedete sullo sfondo, che è una nave che in effetti poi li salverà. Si salveranno in 15 su 100.
E allora sono tutti intesi lì a fare dei segnali per attrarre l'attenzione della nave. E come vedete è un quadro triste, cupo. È un noto storico di quel periodo, Michelet, ha scritto: l'unico eroe in questa toccante storia è l'umanità. Io farei una copia di questo quadro e la manderei a qualche politico italiano pensando alle tante tragedie che avvengono nel Mediterraneo. Delacroix è un altro pittore francese, amico di Géricault, si parlavano, collaboravano insieme, e ha fatto un quadro non simile a questo, ma che ha degli elementi in comune, che è la libertà che guida il popolo. La rivoluzione, non la rivoluzione francese, quella del 1830, quella che fece cadere quel principio di monarchia che c'era stato. Cosa rappresenta questo quadro, come vedete? Rappresenta una donna discinta, che non cura il proprio abbigliamento, mezza nuda, con una bandiera in mano e il fucile nell'altro, vuole combattere, circondata da un gruppo di persone di tutte le classi. Alla sua destra c'è un signore col cilindro, un borghese, col fucile da caccia, e dietro tutta una serie di altre persone. Anche questo è un quadro, se vedete, un po' piramidale, ma a differenza di quell'altro, questi vengono verso di noi, gli altri si allontanavano. Questi vengono verso di noi come per dire: unisciti a noi, vieni con noi, noi cerchiamo la libertà. E dove si svolge questa scena? Si svolge a Parigi. Sullo sfondo ci sono le torri di Notre Dame. E poi è interessante questo ragazzino che è alla sua sinistra, anche lui armato con 2 pistole. E sembra che Victor Hugo, quando ha scritto I Miserabili, ha inserito un personaggio che è un ragazzino che si chiama Gavroche, che morirà combattendo e che canta una lunga canzone. E uno dei brani di questa canzone: io non sono un notaio e la colpa è di Voltaire, ma sono un uccellino e la colpa è di Rousseau. Voltaire, illuminismo; Rousseau, romanticismo. Un altro quadro, questo è un pastello in realtà, di Delacroix, è questo, è l'educazione di Achille. Voi sapete che Achille venne affidato da Perseo e da Teti, che erano i genitori, a un centauro, Chirone, perché lo addestrasse, lo facesse diventare un eroe. E questo quadro raffigura appunto Achille, ragazzino, a cavallo del centauro, e che gli insegna con la freccia ad uccidere o ammazzare un uccello. Questo soggetto era stato dipinto da Delacroix 20 anni prima. Questo è stato fatto nel 1862, nel 1840, affrescando il soffitto di un palazzo dei Borboni a Parigi. Poi l'aveva lasciato lì, poi un suo amico gli aveva ordinato una copia. Un giorno si presenta a casa sua una sua amica, che altri non era che George Sand, la grande scrittrice amica di Chopin, come voi tutti sapete, che vide questo quadro e dice: ne voglio anch'io. Dice: ma questo non te lo posso dare perché l'ho già venduto, te ne faccio un pastello, una copia a pastello. Dopo qualche giorno gli ha fatto questo. Ora questo quadro quindi unisce, come vedete, la mitologia, no? Achille, Chirone, il centauro, Achille, il destino di Achille che morirà giovane, nonostante l'educazione eroica che gli aveva dato, e il sublime naturale, questo panorama che si svolge all'infinito. Ma ripeto, purtroppo non abbiamo tempo, andiamo avanti, che ore sono le 6, mamma mia. Questo è un altro quadro bellissimo di Delacroix. Anche questo è ispirato, il naufragio di Don Juan, è ispirato a un'opera di Byron. Byron scrisse Don Juan, questo ultimo suo grande, anzi non fu, sì, fu l'ultimo, che incompiuto, in cui racconta la storia di Don Giovanni, un Don Giovanni non quello che conosciamo noi, quello di Venezia, un ragazzo spagnolo che si innamora di una donna, amica della madre, eccetera, eccetera. Lui deve andare via dalla Spagna, viene mandato via, si imbarca su una nave, la nave fa naufragio anche questa,
e forse ispirandosi un po' anche al quadro di Géricault, Delacroix crea questa, non è una zattera, è una barca, però piena di persone alla deriva. E come vedete c'è qualcuno che sta tirando da un cappello un numero, perché devono sorteggiare chi deve morire per essere mangiato dagli altri, per sopravvivere. E il Don Juan è quel ragazzino che si vede a sinistra e il primo a essere estratto sarà proprio il suo servitore. Questo poi lo racconta Byron, ma non abbiamo il tempo di parlare. Poi Don Juan si salverà, Juan, e avrà delle avventure meravigliose, ma queste le racconta Byron, non fanno parte del programma di oggi. Bene, poi c'è un altro grande pittore inglese, Constable. Constable è un grande pittore del paesaggistico inglese. Questo è uno dei quadri più famosi, lo trovate alla National Gallery a Londra, è uno dei quadri più famosi, ci sono scatole di cioccolatini, di biscotti, di caramelle con questa immagine, che è un'immagine di un posto reale, non è fittizio, nel Suffolk, nella zona sud orientale dell'Inghilterra, e fa vedere questa scena della campagna inglese, un carro che attraversa questo fiumiciattolo, un cane che guarda quella casa sullo sfondo, una donna che lava i panni davanti alla casa. E se andate oggi lì, in questo posto, vedete la stessa scena. Questa è una fotografia fatta, questa è la casa, quella casa lì, oggi. Certo, poi accanto ci hanno fatto il supermarket, ci hanno fatto lo shop per comprare i ricordi, ma insomma il panorama è questo. Ora, questo panorama di sublime non c'ha molto, se non una cosa: la metà del quadro è coperta dal cielo, dalle nuvole. E Constable è famoso perché dice è stato il più grande pittore capace di descrivere le nuvole inglesi. Questo quadro però potremmo definirlo pittoresco, più che romantico pittoresco, ma non ci dice molto dal punto di vista del sublime. Ma poi lui cambierà. Questo è un quadro delle rovine di Stonehenge, e le rovine sono un altro paradigma importante per i romantici. Come dicevo, perché nelle rovine i romantici vedono il presente del passato e il futuro del presente. E come vedete la cosa interessante, e lo vedremo anche in altri, è che ci sono dei personaggi, ma gli uomini sono nani rispetto alla grandezza delle rovine della natura. I personaggi umani sono dipinti piccolissimi. E anche qui il cielo non è più quel cielo sereno, così con delle nuvole. Il cielo comincia a essere tempestoso, con dei colori che non sono più quelli della campagna inglese, ma sono dei colori scuri, che si accentueranno in quest'altro quadro che lui dipinse dopo la morte della moglie, che lui amava molto, all'estuario del Tamigi, dove ci sono di nuovo delle rovine, ci sono dei personaggi che vedete sono piccoli, c'è un albero, la natura, ma soprattutto c'è questo cielo cupo. Ecco l'immagine di nuovo del sublime. E infine questo, il classico temporale inglese che scoppia all'improvviso in questa baia, di nuovo di fronte sulla spiaggia ci sono dei personaggi minuscoli di fronte alla sublimità del cielo che incombe su di loro. Un altro pittore è John Martin, contemporaneo di Turner. Questo è un quadro, torniamo un po' qui di sublime, forse in questo quadro non c'è molto, ma c'è un personaggio, come vedete in primo piano, che è questa Clizia, che era una ninfa, quindi torniamo al mito. E di questa ninfa si era innamorato il sole e avevano fatto l'amore una volta, poi il sole l'aveva rifiutata. E lei, disperata invece, che voleva continuare questo rapporto con il sole, lo cercava dappertutto, si buttava per terra, cercava di trovare il sole per potersi ricongiungere di nuovo con lui, e il sole la rifiutava. E tutto questo chi ce lo racconta? Ovidio nelle Metamorfosi. Mai più il sole, signore della luce, volle avvicinarsi a Clizia e godersi con lei i piaceri d'amore.
Da allora, travolta dalla follia della sua passione, la ninfa, incapace di arrendersi, si strugge notte e giorno sotto il cielo, giace sulla nuda terra, a capo nudo, coi capelli scomposti. E diventa un fiore, il girasole, che insegue il sole durante la giornata. Ecco il mito, il sublime. Poi questo John Martin fece anche una serie di quadri terribili come questo, la distruzione di Pompei ed Ercolano, il Vesuvio che sullo sfondo, tutti questi colori rosso cupi che occupano, e poi ancora il diluvio universale. Come vedete, qui sono quadri dove veramente, come diceva Barche, il terrore, l'orrore, lo stupore. Poi questo è un quadro che lui fece ispirato a un altro dramma di Byron, il Manfred. Byron scrisse questo dramma Manfred, che anche questo in parte copiato da Goethe, ma insomma Manfred era un personaggio che viveva in un castello nelle Alpi, da solo, con un rimorso terribile, quello di aver fatto morire la donna che lui amava. Allora lui gira disperato per le Alpi e qui incontra la strega delle Alpi. E Byron dice così: era a me simile nei lineamenti, gli occhi, i capelli, le fattezze, tutto, fino al tono stesso della voce. Dicevano fossero simili ai miei, ma raddolcito e temperato in bellezza aveva gli stessi pensieri, solitari e vaganti, la stessa esigenza di un sapere occulto e una mente tesa alla comprensione dell'universo. E non solo questo, ma anche poteri più gentili dei miei, pietà, sorrisi, lacrime che io non avevo, e la tenerezza che io avevo solo per lei, l'umiltà che io non ebbi mai. I suoi difetti erano i miei, le virtù soltanto sue. L'amai e la distrussi. Ma sotto questo testo c'è un'allusione, perché una delle accuse scandalose che costrinsero Byron poi a lasciare l'Inghilterra era stata l'accusa di incesto con una sorellastra, Augusta Leigh, che era la figlia del padre che il padre aveva avuto da un'altra donna. Sembra vero. E quando lui dice era simile a me nei lineamenti, gli occhi, i capelli, le fattezze, allude chiaramente a qualcuno che gli assomiglia, alla sua sorellastra. Va bene. Poi fece un altro. A questo punto Manfred decide di uccidersi, buttandosi giù dalla Jungfrau. E Martin fa questo quadro bellissimo, anche questo, come vedete, questa immagine delle montagne col sublime, con un laghetto sullo sfondo. E qui su quel roccione c'è Manfred, che però viene salvato da un montanaro che passava lì. Adesso saltiamo la lettura del brano perché sennò facciamo troppo tardi. Ci avviamo verso la conclusione, chiedendo scusa del tempo. Turner, quando è morto, ha lasciato più di 200 dipinti a olio e 20.000 disegni su carta. Una produzione enorme. Uno degli ammiratori di Turner è stato un grande intellettuale di quel periodo, che era John Ruskin. John Ruskin ha scritto 6 volumi dedicati ai pittori moderni, in cui parla quasi esclusivamente solo di Turner. E lui dice: lui dipinge con i colori, ma pensa con le luci e le ombre. E c'è un riferimento preciso a questa frase che vedremo tra un attimo. Uno dei primi, questo è un acquarello, mi sembra, dipinti di Turner, e questa è l'abbazia di Tintern Abbey, che è le rovine di un'abbazia che è sul fiume Wye, nel Galles. La stessa abbazia fu visitata da Wordsworth in una famosissima e bellissima poesia di Wordsworth. Io ve ne dico un brano. Ed ho sentito, dice Wordsworth, una presenza che mi disturba con la gioia. Una presenza che mi disturba con la gioia. Sublime.
di pensieri elevati, un senso sublime di qualcosa molto più profondamente amalgamata, la cui dimora è la luce dei sorgenti soli, e l'oceano rotondo, e la vivente aria, il cielo azzurro, è nella mente dell'uomo, un moto ed uno spirito che spinge tutte le cose pensanti, tutti gli oggetti di ogni pensiero, e scorre attraverso tutte le cose. Ecco, la pittura e la poesia, le due sorelle, l'immagine del sublime. E la cosa interessante è che nella poesia di Wordsworth le cose importanti non sono tanto il cielo, l'oceano, la luce, ma sono Lui collega tutte queste cose insieme per creare un'emozione unica. Questo è stato uno dei primissimi quadri fatti da Turner, sono pescatori in mare, una notte buia, sì, c'è del sublime naturalmente, la luna, questa atmosfera così, è un quadro perfetto, da giovanissimo, aveva, non mi ricordo quanti anni, ma era molto giovane. E poi c'è questo strano quadro che lui fece, che suscitò grande, quando venne mostrato, grande attenzione, che fa vedere un castello nel Galles, e lui scrisse una poesia che descriveva la storia di questo castello, e nel catalogo della mostra scrisse questa poesia, questo brano che io vi riporto. Come spaventoso il silenzio della landa desolata, dove la natura innalza le sue montagne al cielo, maestosa solitudine. Guarda la torre dove Owen senza speranza a lungo imprigionato si struggeva, torcendosi le mani, invocando invano la libertà. Accenno alla libertà, al romanticismo. Perché qual era la storia? Questo Owen era stato imprigionato dal fratello, perché si contendevano i due fratelli in una grossa eredità. Si fecero la guerra, Owen perse e il fratello lo imprigionò per 20 anni in quel castello, in quella torre. E qui, come vedete, Turner presenta questa atmosfera cupa. C'è il sole, c'è un chiarore nel cielo che dà qualche speranza, ma se guardate bene in fondo, come vedete, c'è un uomo a torso nudo, Owen, il prigioniero. Ma se andate oggi a vedere quella rovina, non c'è quell'atmosfera che fa. Se l'inventa Turner per dare maggior risalto alla tragedia. È una torre, sì, in mezzo alle montagne, ma non ha quell'aspetto che Turner dipinge nel suo quadro, perché lui vuole rappresentare il sublime. E poi c'è un anacronismo. Lui racconta una storia che si è svolta nel XIII secolo, ma mostra la rovina che c'era nel XVIII secolo. Cioè nel XIII secolo quello era un castello vero e proprio. Ma questo per dirvi, voglio dire, qual è l'emozione che vuole dare il pittore, modificando anche, se volete, la realtà. Uno dei temi più che appassionò Turner fu il mare. Lui dipinse tantissimi dipinti sul mare. Qui ne mostro alcuni che danno una progressiva, come dire, crescita della sensazione del sublime. In questo primo sono barche olandesi in una tempesta. Sì, c'è un po' di mare, c'è il nuvolone nero, ma tutto sommato è una cosa che si può ancora gestire. Il secondo è il naufragio. Qui si vede una nave che non è in primo piano, è un po' sullo sfondo, che sta affondando, e barche di pescatori che cercano di andare a raccogliere i naufraghi. Come vedete anche qui il cielo, il mare nero, le onde, sembra quasi di sentire il rumore delle onde guardando questo quadro. E il terzo è questo, il naufragio di una nave mercantile. Come vedete sulla parte destra c'è questa nave mezza capovolta e gli uomini che stanno affogando, e di nuovo le persone che cercano, le barche che cercano di salvarli. Sono quadri che rendono, come dicevo prima, l'idea del mare nel sublime. Questo invece è totalmente diverso, è uno studio del cielo. Come vedete non c'è solo il cielo, il sole e il mare. E questo mi ha ricordato una brevissima poesia di un grande poeta romantico francese, Arthur Rimbaud, che dice: «Ella è ritrovata
cosa? L'eternità è il mare fuggito con il sole. Ecco il poeta che in 4 parole racconta la stessa storia che racconta il pittore con questo quadro. Poi c'è questo famosissimo quadro che Turner dipinse sul passaggio di Annibale sulle Alpi. Lui lo dipinse nel 1812, ma in realtà lui si riferisce a che cosa? Al passaggio di Napoleone 10 anni prima, che è venuto in Italia attraverso lo stesso passaggio. E anche qui Turner scrive una poesia, vediamo se la trovo. Astuzia, tradimento e grandiosità, guardava il sole con speranza, il fiero arciere dell'anno calante, macchiando la sbiancata barriera d'Italia con le tempeste, la fama ogni volta insanguinata dai morti. E naturalmente c'è tutta un'allusione alla guerra, eccetera, eccetera, che noi non possiamo andare. Poi dipinse questo quadro, anche questo è un quadro molto famoso, la Tate di Londra, che è il campo di battaglia di Waterloo, dove la sconfitta di Napoleone. E di nuovo Byron, nel suo pellegrinaggio del giovane Aroldo, nel terzo canto, lascia l'Inghilterra, viene in Italia, attraversa la Francia e passa da Waterloo. E scrive questo brano. E lui stette su questa distesa di teschi, la tomba della Francia, la mortale Waterloo, come in un'ora il potere che largi annulla i propri doni trasferendo la fama ad essa fuggitiva. All'apice del suo volo qui l'aquila per l'ultima volta volò con artigli insanguinati. Lacerò la pianura trafitta dalla lancia di nazioni alleate. La vita e le fatiche dell'ambizione furono tutte vane. Indossa gli anelli infranti della catena spezzata del mondo. Questo è un altro quadro bellissimo per i colori. Guardate, questo è Ulisse che ride Polifemo. Cioè quando Ulisse scappa da Polifemo dopo averlo accecato, come vedete in alto a sinistra c'è questa ombra di Polifemo, del gigante. Ma la cosa più interessante qui sono i colori. E all'alba il sole, il mare diventa dorato con i raggi del sole. Chi è stato in barca lo sa che è così, che si vede quel colore. Ci sarebbe tanto da dire, ma il tempo purtroppo, io chiedo scusa, ma devo correre. Questo lo saltiamo perché non è... Ecco, questo invece è un altro quadro interessante, anche questo è la National Gallery di Londra, la valorosa Temeraire trainata al suo ultimo ancoraggio per essere demolita. Cosa fa vedere questo quadro? Un rimorchiatore brutto, sporco, quasi come uno scarafaggio, che trascina una nave a vela, un veliero bianco, quasi pallido, la Temeraire. Questa era una nave gloriosa che aveva partecipato alla battaglia di Trafalgar, anzi aveva protetto la nave di Nelson, la Victory, dall'essere attaccata. Quindi era una nave gloriosa, ma questo avveniva nel 1805. Adesso la Marina ha deciso di demolirla, non serve più. Siamo nella fase del passaggio dalla vela al motore. E allora lui dipinge questo quadro con la nave che viene verso di noi, trainata da questo rimorchiatore che fa questo fumo che sporca il biancore della nave, che non è più una nave della Marina, c'ha la bandiera bianca. E come vedete di nuovo siamo al tramonto, il sole sta abbassando, il mare diventa rosso. Questo quadro è un simbolo del tramonto di un periodo storico, il periodo delle navi a vela e l'avvento del vapore, del motore, ma è anche un simbolo del tramonto dell'impero britannico. Vado di corsa, queste non ve le faccio vedere. Questo è un altro quadro importantissimo, Rain, Steam and Speed. Qualcuno dice ma qui non si capisce niente, qui si vede un treno che corre su un ponte e quando qualcuno obiettava ma non si capisce, che cosa vuol dire? Dice, ma io non trasmetto immagini, io voglio trasmettere esperienze. Ecco quello che diceva Abrams nella sua, la mente dell'artista interpreta, non riproduce fedelmente.
E poi ci sono altri dettagli che non stiamo a vedere. Poi questo è Venezia, l'ambiente tanto. Gli ultimi due quadri di Turner, e poi chiudo, perché gli ultimi sono questi che, come vedete, sono delle macchie di colore, prima del diluvio e la mattina dopo il diluvio, in cui lui, qualcuno di voi forse non lo sa, ma il grande Goethe, il grande letterato, ha scritto un saggio sulla teoria dei colori, in cui contesta la teoria dei colori di Newton. E Goethe afferma che i colori non nascono dalle variazioni, nascono dalle ombre e dalle luci. Ecco perché all'inizio Ruskin diceva: lui dipinge con i colori, ma rappresenta le ombre e le luci. E Goethe descrive questa sua teoria dicendo: se l'occhio non fosse solare, come potremmo vedere la luce? Se non vivesse in noi la forza propria di Dio, come potrebbe estasiarci il divino? L'ultimo artista che vi presento, e vi chiedo scusa del tempo, è il tedesco Caspar David Friedrich, che è il pittore romantico per eccellenza. Sapete che il romanticismo in realtà è nato in Germania con lo Sturm und Drang, con i vari Novalis, Goethe e tutti gli altri. Lui non lasciò mai la Germania. Lui era nato sulle coste, in un paesino sulla costa nord del Baltico. Amava molto le montagne, andava spesso in montagna nella zona meridionale a sud di Dresda. Uno dei quadri che colpì di più di tutti fu questo. Il titolo è Un monaco davanti al mare. Ma lui non gli diede un titolo, questo glielo diedero poi. Si vede uno incappucciato, come vedete, sulla spiaggia, e di fronte non c'è niente. L'immensità del mare. E questo cielo che all'inizio in basso è scuro e poi piano piano diventa però sempre più luminoso. La speranza. È un quadro da cui molti pittori moderni, Rothko e altri, hanno preso spunto. E poi, rivedendo ai raggi X questo quadro, quando lo hanno restaurato, hanno visto che lui aveva messo sullo sfondo dei pescherecci, delle reti di pescatori sulla sabbia, ma poi li aveva cancellati, perché di nuovo voleva dare l'impressione, la sensazione del sublime. Questo lo saltiamo perché non è tanto bello. Ecco, questo invece è bello. Poi nel 1818 lui si sposa e va in viaggio di nozze e dipinge questo quadro. Lui è seduto davanti, come vedete, lui dipinge sempre i suoi personaggi di spalle. A lui non interessa la rappresentazione dell'umano, rappresenta l'interesse del paesaggio. E di spalle è la moglie vestita di rosso, a prua di questa barca, e sullo sfondo si intravede una città che non si sa se sia reale o sia solo un sogno, una destinazione. E il quadro è dipinto in modo tale che si vede la barca un po' sbandata, c'è vento, quindi la barca naviga, e quasi lo spettatore è al timone, perché è lì, sulla barca. E allora questo mi ha ricordato una poesia di Baudelaire, che si chiama per l'appunto Il viaggio, che dice così: un mattino partiamo, il cervello in fiamme, il cuore gonfio di rancori e desideri amari, e andiamo al ritmo delle onde, cullando il nostro infinito sull'infinito dei mari. Poi ve la risparmio tutta. L'ultimo: ma i veri viaggiatori partono per partire, cuori leggeri s'allontanano come palloni al loro destino, mai cercano di sfuggire, e senza sapere perché sempre dicono andiamo, il movimento andiamo. Questo è un altro bellissimo quadro, sono sempre persone viste di schiena che guardano il mare, al tramonto il sorgere della luna sul mare, con due barche che avanzano. E questo mi ricorda un altro verso di Shelley che scrisse in una sua famosa poesia, in cui dice: io amo tutti i desolati e solitari luoghi in cui proviamo il piacere di credere che ciò che noi vediamo sia senza confini,
come vorremmo fosse il nostro animo. E così era quell'ampio mare e questa riva, più sterile dei suoi marosi. Questo è un altro famoso quadro, che è interessante perché anche qui ci sono, questo è chiamato le fasi della vita, si vede una persona anziana di spalle e c'è il veliero più grande che sta arrivando in porto, alla fine del viaggio, la fine della vita. Poi c'è due personaggi, un marito e moglie di mezza età e poi due bambini, e ad ogni persona umana corrisponde una barca, una nave. I due bambini sono su quelle due barchette che stanno partendo, si allontanano, e i due genitori sono quelle due navi all'orizzonte che si stanno avvicinando. Il senso della vita. Vabbè, qui c'è poi una frase di Novalis, ma la trascuriamo, andiamo avanti. Questo è il quadro più famoso, no? L'uomo che guarda il mare di nebbia. E qui ci sarebbe tantissimo da dire. Di nuovo, l'uomo di spalle, non di fronte. Quello che conta è quello che vede l'uomo, che è la stessa cosa che vediamo noi, l'osservatore, una sorta di metapittura. Questo è un paesaggio reale delle montagne sotto al sud di Dresda. Lui dipinse questo quadro, probabilmente quel personaggio è un soldato che farà parte di una milizia, perché adesso il quadro non si vede bene, ma è una sorta di giacca verde. Ma come vedete non è tanto le montagne che sono interessanti, quanto la nebbia, le nuvole che coprono. Infatti il titolo è Sopra il mare di nebbia, non dice sulla montagna. E quel viaggiatore guarda questo panorama sublime e guarda dentro se stesso, come facciamo noi quando guardiamo questo quadro. E qui vorrei citare un brano di una famosa poesia di Wordsworth, tradotta dal nostro amico e insigne professore emerito Massimo Bacigalupo, che ha tradotto tutta l'opera di questo poema lunghissimo di Wordsworth che si chiama Il Preludio, che in realtà è una sua sorta di autobiografia poetica, in cui lui racconta che era partito lui studiava a Cambridge, Wordsworth, e con un amico durante le vacanze estive venne in Italia a piedi. Misero 3-4 mesi, fecero tutta, a parte il passaggio della Manica, e a un certo punto arrivarono sulle Alpi, si unirono a una compagnia di altri che passavano le Alpi con una guida, ma si persero. E a un certo punto non sapevano più dove erano, perché erano in mezzo alla nebbia. Poi videro un montanaro e gli disse: ma noi, com'è la strada per andare all'Italia? E quello gli disse: ma voi siete già in Italia. Allora lui racconta questa esperienza con queste parole. Qui l'immaginazione, levandosi davanti agli occhi e al procedere del mio canto come sconosciuto vapore, qui questo potere con tutta la grandezza dei suoi attributi mi investì. Fui perduto in una nube, fermo, senza tentare di procedere. Ora, tornando in me, alla mia anima dico: riconosco la tua gloria. In tale potenza di usurpazione, in tali visitazioni di presagi tremendi, quando la luce del senso si spegne in fiammate che rivelano il mondo invisibile, dimora la grandezza. Qui posa, sia da giovani che da vecchi, il nostro destino, la nostra natura, e dimora nell'infinito, in esso soltanto. E nella speranza, la speranza che non muore, nello sforzo, l'aspettativa e il desiderio, in qualcosa che è sempre da venire. Wordsworth qui è un'espressione del sublime, ma non della montagna, dell'immaginazione, del suo animo. E questa è la cosa che è importante. Vabbè, questo andiamo avanti. Ecco, qualcuno mi chiederà: ma in Italia? Beh, in Italia c'è stata una grande polemica, il romanticismo in realtà non è quasi mai arrivato. C'è stata una famosa lettera di Madame de Staël, che era questa grande intellettuale francese, che scrisse una lettera polemica invitando gli intellettuali italiani. Ma questo lo scrive Alberto Savinio, che dice appunto
Le correnti del romanticismo seguono in Europa l'itinerario delle cicogne, nei loro viaggi periodici dall'Europa all'Africa e viceversa. Le cicogne attraversano la Francia da una parte e la penisola balcanica dall'altra, ma non sorvolano affatto l'Italia, o la sorvolano in maniera in numero molto ristretto. Hayez, che è forse il pittore italiano, ha fatto questo quadro che qualcuno dice che è romantico, ma non è romantico. Sono due persone che si baciano, che è tutto una cosa diversa dal romanticismo che spero vi abbia spiegato prima. Concludo veramente, ancora 5 minuti di pazienza, perché voglio farvi vedere l'ultima esperienza del sublime. Vi ricordate cosa diceva Barthes? Cioè, a differenza del bello che ci spinge ad amare qualcosa al di là del nostro interesse personale, il sublime ci spinge ad ammirare qualcosa così tanto da agire sfidando qualsiasi interesse. E c'è stato un poeta che ha sfidato il sublime a costo della sua vita. Quel poeta è Percy Bysshe Shelley. Shelley durante la sua ha fatto una vita molto movimentata, è sempre stato un romantico per eccellenza, eccetera. Era ateo, ma ammirava Gesù Cristo. Era ateo al punto che fu espulso dall'Università di Oxford perché dopo un anno che era lì pubblicò un libretto dicendo della necessità dell'ateismo. Poi lui trascorse gli ultimi 5 anni della sua vita in Italia. Prima in Toscana, poi andò a Roma, andò a Venezia, andò a Roma, andò a Napoli, poi tornò a Roma dove morì il figlio. Purtroppo gli morirono quasi tutti i figli. Ne sopravvisse solo uno, nato a Firenze, e per questo si chiamerà Percy Florence Shelley, che sarà il figlio che sopravviverà. Bene, lui era un amante del mare, non sapeva nuotare. E nel 1822 lui prese in affitto a Lerici Casa Magni, che c'è ancora, anche se adesso è circondata da case e da automobili che passano davanti, con una coppia di amici, Williams, marito e moglie. E si era fatto costruire questa barca su spinta di Byron, perché Byron l'aveva raggiunto a Pisa. Quella di Byron era un veliero con 2 cannoni addirittura. E invece questa di Shelley era una barchetta a 2 alberi senza ponte, una barchetta a vela, che lui voleva chiamare Ariel dal personaggio shakespeariano, ma invece Byron gli impose il nome Don Juan dal suo romanzo. Bene, con questa barca e con William e con un giovane marinaio lui lasciò nel luglio del 1822 Lerici e andò a Livorno, perché a Livorno sta arrivando un altro amico inglese, Ligant, con cui lui e Byron dovevano fare un giornale. Arrivò questo personaggio, si videro, poi lui tornò indietro, tornò a Lerici. Uscendo da Livorno però incontrò una tempesta e molti lo sconsigliavano di partire. Le autorità portuali gli dicevano non partire, c'è cattivo tempo. Dicevano no, partiamo lo stesso, ce la facciamo. Quando uscirono si scatenò un inferno. Una nave che stava entrando nel porto a Livorno si accostò a questa barca e disse volete aiuto, venite con noi, vi proteggiamo, torniamo a Livorno. Dice no, noi andiamo avanti. E allora questi la lasciarono e videro uno che tentava di tirar giù le vele, che era Williams, e uno che glielo impediva, che era Shelley, che lui voleva andare dentro il sublime. E ovviamente quella nave, quella barca affondò. Dopo 10 giorni 3 corpi furono buttati sulla spiaggia a sud di Viareggio, irriconoscibili perché erano mangiati dai pesci, dalla salsedine. Le autorità chiamarono gli inglesi di Pisa, tra cui Byron, Ante e anche un altro, che andarono subito lì. Byron si avvicinò, uno dei corpi aveva una giacca, lui mise le mani in tasca, in una tasca della giacca c'erano i poemi di Keats e nell'altra i drammi di Sofocle. Questo è Shelley. E organizzarono una sorta di funerale ateo. Il corpo venne bruciato, venne cosparso di vino, venne cosparso di incenso e Trelawney, che era questo personaggio strano che non si sa poi se sia vero oppure no, dette fuoco e pronunciò queste parole:
Io restituisco alla natura attraverso il fuoco gli elementi di cui quest'uomo era composto, terra, aria e acqua. Tutto è cambiato ma non annientato. Egli è ora una parte di ciò che amava, della natura. Il cuore sembra tirato fuori e venne portato alla moglie, a Mary Shelley, che lo conservò in un cofanetto, mentre il corpo, le ceneri del corpo, su richiesta della moglie, vennero portati a Roma, al cimitero acattolico di Roma, vicino alla tomba dove c'era quella del figlio Williams, che era morto a Roma. Questa è la tomba dove ci sono delle frasi di Shakespeare, dal Sogno di una notte di mezz'estate: nulla di lui è destinato a restare, ma ora il mare lo cambia in qualcosa di ricco e strano. E la nuora, la moglie del figlio, Percy Florence Shelley, rivalutò l'immagine e convinse, dopo anni e anni, l'Università di Oxford a creare un mausoleo nello stesso college dove lui era stato espulso, l'University College. Io rileggendo, preparandomi questa, lui aveva, un anno prima era morto a Roma Keats, e lui aveva scritto un lungo poema, 55 brani, 55 stanze, in onore di Keats, che si chiama Adonais. Ma io rileggendo quel poema mi ho trovato una stanza in cui lui un anno prima annuncia che vuole fare quell'esperienza del sublime in cui morirà, e lo dice con queste parole, le ultime: l'afflatto il cui potere ha invocato nel canto discende su di me, la navicella del mio spirito è spinta lontano dalla costa, lontano dalla folla tremebonda che mai spiegò le vele alla tempesta. La massa terrestre e gli sferi cieli si fendono. Sono portato oscuramente, spaventosamente lontano, mentre ardendo attraverso il più intimo velo del cielo, l'anima di Adonais come una stella splende nella dimora dove abitano gli eterni. Grazie. Non andate via, per favore, eh? No, aspettate un attimo. Luigi, la tua relazione per me, ma credo per tutti, è stata emozionante. Io quindi, tu all'inizio hai detto non sono un conferenziere, l'hai detto. E io ti dico che per noi tu sei il nostro mitico, sublime conferenziere. Adesso ricordo a tutti che là ci sono dei libri, Il viaggio dei romantici alla ricerca della felicità. Chi è interessato, c'è la figlia di Luigi. Poi ci sono questi volantini di cui ho parlato all'inizio, chi vuole se li prende. Poi c'è anche una scatola, chi vuol fare una piccola offerta agli amici dei musei è benvenuto. Grazie a tutti di essere venuti, mi sembra una serata veramente speciale.